La cosa che mio papà sia morto e che abbiamo dovuto portarlo alla spalla per ben 5 chilometri prima di trovare un pick-up per andare a seppellirlo, mi ha toccato tanto. La storia di Mustafa, Taffa per gli amici, dal 2001 a Treviso. Studente di giurisprudenza a Lione, arriva in città per una vacanza e decide di restare. Torna nel suo paese, il Senegal, per la famiglia. Prima per la malattia del papà che lo porta a creare un ponte con la casa di cura di Monastier per far arrivare in quelle terre lontane un mammografo, diversi letti ed un ecografo. Poi la morte del padre e la consapevolezza che non solo la malattia ma anche la morte debbano avere una dignità. Mi sono dato questo impegno di trovare un carro funebre degno e regalarlo alla mia città, che è Saint-Louis. E sarei molto contento se viene da un'altra mia città che è Treviso, che mi ha dato tanto. Francesca Brotto, attrice e autrice di teatro, insegnante. Con il suo aiuto nasce una raccolta fondi per acquistare un carro funebre usato, circa 20.000 euro il valore, per farlo arrivare fino in Senegal. È importante dare dignità alle persone. Allora io di mio, quando qualsiasi lavoro io faccia, ci tengo sempre che abbia una ricaduta sociale. Salirà anche lei sul carro per portarlo in Africa, a spingere la raccolta fondi, il monologo scritto proprio da Francesca sulla vita di Taffa. In viaggio con loro anche il regista Andrea Prandestal, che tradurrà il viaggio in un documentario. L'iniziativa, denominata Ndar, proprio come il paese cui sarà destinato il carro, ha già ottenuto il patrocinio del comune di Treviso. Dobbiamo essere aperti ai bisogni. Oggi, se ci mettiamo in ascolto, possiamo essere utili per gli altri. Questo è un po' il messaggio che abbiamo deciso di abbracciare.